Benvenuti, oggi è lunedì 30 giugno 2025. Il sole sorge alle 5:41 e tramonta alle 20:25. La luna si leva alle 10:54 e cala alle 23:55. Il santo del giorno è Adolfo. Adolfo è un nome di origine latina che significa adornato, arricchito, sia in senso materiale che spirituale. Il 30 giugno il mondo celebra l'Asteroid Day, ovvero la giornata mondiale dedicata agli asteroidi. Questa giornata rappresenta un momento importante di informazione e sensibilizzazione sulla minaccia per il nostro pianeta rappresentata dagli asteroidi che popolano la galassia. In questo giorno quindi si organizzano eventi divulgativi in tutto il mondo, fruibili da qualsiasi angolo del pianeta grazie alle trasmissioni via streaming. Compie oggi 47 anni la ballerina palermitana Eleonora Abbagnato. Appena undicenne fa il suo esordio televisivo in un programma condotto da Pippo Baudo. Nel 2007 il debutto come attrice nel film Il 7 e l'8 di Ficarra Picone, mentre nel 2009 conduce una serata del Festival di Sanremo accanto a Paolo Bonolis. 2 anni dopo sposa il calciatore Federico Balzaretti. Buon compleanno anche all'attore napoletano Silvio Orlando, che oggi festeggia 68 anni. Partito dal teatro, ha lavorato nel cinema con registi come Nanni Moretti, Paolo Virzì, Michele Placido, Pupi Avati e Gabriele Salvatores. Nel corso della sua carriera ha vinto 3 David di Donatello, 3 Nastri d'Argento, 2 Globo d'Oro e 2 Ciak d'Oro. Memorabile il suo cardinale Voiello nella serie di Paolo Sorrentino The Young Pope. Auguri infine al più grande nuotatore della storia, lo statunitense Michael Phelps. Per lui le candeline sono 40. 23 invece le medaglie d'oro alle Olimpiadi, 8 delle quali conquistate nella sola edizione di Pechino. Un record per qualsiasi disciplina. Si è ritirato definitivamente nel 2016, pubblicando un videomessaggio su Facebook. Il mio corpo ha dato tutto. La macchina imbottita di esplosivo era una Giulietta. Nell'attentato mafioso noto come strage di Ciaculli, una borgata agricola palermitana, il 30 giugno del 1963 persero la vita 7 uomini delle forze dell'ordine. Fu uno degli episodi più sanguinosi in Sicilia durante gli anni 60. Ma è possibile produrre carburante da materiale organico? Si può fare e si tratta dei cosiddetti biocarburanti che si possono usare per alimentare attrezzature, edifici e molto altro. Il processo è rapido, efficiente e rispettoso dell'ambiente, poiché non produce scarti tossici e permette di dare una seconda vita e valorizzare le proprietà degli oli di scarto. Buongiorno e buon inizio settimana ai 12. Oggi la Luna è congiunta a Marte in Vergine. Cosa vorrà dirci il percettibile astro su questo inizio settimana? Andiamolo a scoprire insieme. Ariete. La Luna oggi è sul vostro pianeta Marte, che anche se abbastanza distanza in gradi, vi esorta all'essere un pochino più ordinati, ma con forza e decisione. Dovete infatti imporre alcune idee non semplici diplomaticamente da imporre, ma sicuramente carismaticamente troverete la strada giusta per esprimervi in maniera corretta ed efficace. Prendete in mano la situazione. Toro. Per voi la forza della Luna e di Marte sono totalmente a disposizione, anche se Venere non è troppo d'accordo con questi sistemi, come anche Urano, dovrete sottostare ad alcuni piccoli cambiamenti o imposizioni che purtroppo sono necessari. Gemelli. Per voi la Luna e Marte sono in quadratura, il vostro cielo oggi accusa una certa attenzione proprio per tutto quello che riguarda il fare, l'organizzarvi. Non dovete prendervela con gli eventi, ma semplicemente
semplicemente essere accomodanti ed essere brillanti quando vi sentite un po' ghermiti, attaccati, potreste dare delle risposte veramente esilaranti. Cancro, la vostra giornata oggi si avvale di un Giove e di un Sole che godono della forza di Marte e della Luna. Cancro a piena potenza. Tutto volto comunque a tentare di divellere un po' i dettami di Saturno e di Nettuno che vi obbligano a dei percorsi obbligati, quindi cercate di mediare bene, ma di non cedere di un millimetro rispetto alle vostre volontà, mi raccomando. Leone, la vostra giornata oggi è una giornata all'insegna dell'aggiustamento economico, avete bisogno di ordinare delle cose, di avere delle approvazioni e di decidere col partner in funzione di qualche motivazione. Per chi ha figli, oggi Mercurio richiede una grande attenzione per i piccoli. Vergine, una giornata oggi molto interessante, avete la Luna e Marte congiunti nei vostri gradi zodiacali, una sferzata di energia come vi serviva. Non fatevi turbare dalla quadratura di Urano che vi vuole ancora nervosi ed insicuri. Marte e la Luna troveranno la forza per farvi sembrare abbastanza determinati dove serve e per essere passionali dove vi piace. Bilancia, la vostra giornata oggi è una giornata un po' pensierosa proprio perché l'evidenza di alcune problematiche si è resa assolutamente tangibile e adesso dovete un po' correre ai ripari, prendere delle contromisure, dire dei no, dire anche dei basta se sentite che è arrivato il momento. Scorpione, per voi la vostra giornata oggi è molto segnata da questa presenza di Luna e Marte in sestile dalla Vergine. Per voi è molto positivo proprio perché troverete negli amici, nell'equipe e nella squadra la forza necessaria che vi serve ad andare avanti per un progetto molto importante. Luna e Marte parlano anche di passione e forse qualche amicizia potrebbe diventare qualcosa di più. Sagittario, la quadratura della Luna e di Marte nei vostri gradi vi rendono un po' destabilizzati, ma niente può contro la solarità di questo Giove, il vostro pianeta, che si corrobora della sua esaltazione in Cancro. Quindi per quanto ancora dovrete contrastare con qualche piccolo nemico, sarete sicuramente molto positivi e vincenti soprattutto nei risvolti. Capricorno, una bellissima intesa tra Luna e Marte per voi e la congiunzione di questi due astri in Vergine per voi forma un trigono che vi dà forza, energia e potenza, quella che vi serve per contrastare un po' quei piccoli ostacoli del lunedì che supererete brillantemente con la vostra loquela carismatica, efficace e soprattutto poco prolissa ma molto intensa. Acquario, la vostra giornata è una giornata con dei pianeti che vi obbligano a seguire un po' di regole, dovete tenere duro, anche se siete anarchici e siete il segno della libertà, seguire qualche cura, qualche regola, qualche abitudine risulterebbe un toccasana in questo momento della vostra vita, quindi forza, un po' di disciplina in più. Pesci, per voi Luna e Marte sono in opposizione. Oggi è una giornata in cui potreste ammettere alcuni errori di valutazione, in cui potreste comunque sentirvi esclusi oppure avvertire un po' di sindrome di Cassandra, ovvero quella di non essere stati ascoltati quando forse si poteva prevenire qualche piccolo disguido. Milioni di alberi abbattuti e un bagliore visibile a 700 km di distanza. All'alba del 30 giugno del 1908 un'enorme esplosione devastò le sconfinate foreste della Siberia, probabilmente a causa della caduta di un grosso asteroide. Si tratta del più importante evento esplosivo naturale registrato nella storia recente della Terra. Un modo di dire inglese davvero curioso è "Don't teach your grandma to suck eggs", che tradotto alla lettera significa non insegnare a tua nonna a succhiare le uova, ma in italiano abbiamo un equivalente molto più chiaro: non insegnare a nuotare ai pesci. Questo significa semplicemente che non dovresti cercare di dare lezioni a qualcuno che ha più esperienza di te in un determinato campo, quindi ricordatevi sempre di rispettare chi ne sa più di noi. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Oggi parliamo di una figura straordinaria, la scrittrice George Sand.
A soli 27 anni prese una decisione coraggiosa, cambiò il suo nome e da Aurore si ribattezzò George Sand. Nascondendo i suoi capelli e indossando giacca e pantaloni, si presentò al mondo come un uomo. Questa scelta nella Parigi del 1800 semplificò notevolmente la sua vita. Le sue biografie parlano di molte relazioni, tra cui quella con il compositore Chopin. Scrisse ben 143 opere tra romanzi e racconti. Nel panorama letterario dominato da figure maschili, George Sand fu l'unica donna scrittrice a raggiungere la fama, anche se per farlo dovette fingere di essere un uomo. Ci salutiamo con la frase del giorno. Chi tace e chi piega la testa muore ogni volta che lo fa. Chi parla e chi cammina a testa alta muore una volta sola. E quindi non siamo stati noi i primi a dirlo, ma comunque vi auguriamo di iniziare questa nuova giornata a testa alta. Ci trovate sempre qui domani per un nuovo appuntamento dell'Almanacco. Buona giornata dalla vostra Martina.